Se io mangio 2 polli e tu non mangi nulla, per la media abbiamo mangiato un pollo a testa. Se su 35 attività controllate a Cortina solo un paio sono state trovate con i conti in disordine, è ingiusto sottoporre alla gogna mediatica tutti i negozianti della Conca. Per questo motivo, per riequilibrare il senso del blitz contro i furbetti del fisco, degli ispettori, dell'Agenzia delle Entrate, da più parti si invocano nomi e trasparenza nei dati. Tanto basterebbe per togliere dal fango la cittadina tra le più in delle vacanze invernali. Ho chiesto personalmente in maniera ufficiale all'Agenzia delle Entrate di fornire tutti i dati dei controlli effettuati a Cortina il 30 dicembre perché so personalmente, avendo fatto il porta a porta con i commercianti, che ce ne sono tanti, ma la quasi totalità, che hanno lo stesso fatturato del 30 dicembre 2010, addirittura alcuni, ahimè, con riduzioni del 20 o 30% sugli stessi. Quindi il quadro generale è molto diverso da quello che si è voluto far passare e noi vogliamo andare fino in fondo in un'operazione di trasparenza e di verità. Insomma, la richiesta è chiara e ha l'obiettivo di dividere le mele marce dagli operatori onesti e per tutelare l'onorabilità di cittadini e turisti. Sul caso Cortina non si arresta il profluvio di commenti, la maggioranza dei quali volti a sottolineare la necessità di contemperare il bisogno di rigore con quello della riservatezza. Per il Presidente della Regione la lotta all'evasione fiscale si attua sicuramente non con le operazioni mediatiche. Noi siamo per i controlli quelli severi, tolleranza zero, ma non quei controlli che si fanno il giorno prima dell'ultimo dell'anno a Cortina. Comunque adesso ci aspettiamo uguali controlli in tutta Italia. A me risulta che il sud evada di più del nord, si vada a controllare lì. Al governatore veneto risponde a stretto giro di posta il sindaco di Napoli De Magistris. Parole inaccettabili, dice l'ex magistrato. Questa storiella sud-nord non aiuta nessuno e la logica della divisione del paese non serve.